Vorrei. In Italia, lungo le sponde del fiume Arno, c'è una vecchia e splendida città. Con le sue tante bellissime chiese e i suoi antichi palazzi, sembra uscita da una favola. In questa meravigliosa città chiamata Firenze vive la piccola Francesca, in una casina stretta, in una viuzza stretta, con mamma, papà e il fratellino Nino. A Francesca piace visitare le gallerie d'arte e lì, tra i bei dipinti nelle loro cornici dorate, coltiva il suo più grande sogno, un sogno segreto. Molti artisti da tutto il mondo arrivano alle gallerie d'arte di Firenze per copiare i capolavori che vi sono custoditi. E tra gli altri era venuta una signora americana, sempre nascosta sotto un grande cappello, che Francesca non si stancava mai di stare a guardare. Però mai le si avvicinava troppo per paura di disturbarla. Francesca si ripeteva in continuazione: «Ah, come vorrei avere un quadro tutto mio, anche uno piccolissimo». Un giorno, mentre andava alla galleria pensando al suo grande desiderio, inciampò in un gatto piuttosto grasso. «Oh, scusami!» esclamò e proseguì. Ma il gatto continuava a seguirla e finalmente la bimba si fermò. Attorno al collo del gatto c'era un gran medaglione col ritratto di una signora. Oh, bella! A Firenze c'erano un mucchio di gatti, ma nessuno col medaglione. «Bel micino, devi tornare dalla tua padrona», gli disse Francesca, dandogli una leggera spinta per allontanarlo. Più tardi, a casa, la bimba sentì nel vicolo un pietoso miagolio. Sporgendosi dalla finestra, scorse nel buio il gatto grasso. Francesca dovette per forza farlo entrare. L'indomani, in una vaschetta che gli aveva dato la mamma per far dormire il gatto, Francesca trovò l'animale accoccolato con vicino un micino appena nato. Allora non era un gatto grasso, ma aspettava i cuccioli. Francesca continuò ad andare alla galleria a vedere la signora americana, ma ritornava presto a casa per giocare con i due gatti. Dopo qualche giorno il piccolo ci vedeva benone e cominciò a rimbalzare dietro a Francesca come una pallina di peluche. «Ah, come vorrei che tu fossi mio», si ripeteva Francesca. «No, cara», le dicevano mamma e papà, «la gatta è della signora sul medaglione e perciò anche il gattino ora le appartiene. Anzi, farai meglio a cercarla, quella signora». Francesca sapeva che avevano ragione, ma in cuor suo pensava: «Ah, come non vorrei trovare quella signora. Ma ci proverò, sì, ci proverò». Al convento le suore le dissero: «No, non l'abbiamo mai vista». E l'uomo della bancarella del vino le disse: «No, non la conosco». La fioraia esclamò: «Che bell'impiccio!» E il signor Tucci, che vendeva uccellini, le consigliò: «Chiedi a un vigile, Francesca». Ma il vigile non sapeva nulla di gatti perduti. Il cuore di Francesca batteva forte. Forse avrebbe potuto tenerseli i micini. In fondo aveva tentato di ritrovare la padrona, no? Il mattino seguente, dopo 4 coccole ai gattini, Francesca se ne andò alla galleria. Non c'era stata per tutto un giorno. E se la signora americana se ne fosse andata? Ma no, c'era e come! Francesca le si avvicinò pian pianino. All'improvviso sentirono un gran trambusto all'ingresso. La signora si volse e anche Francesca, e quel che vide le fece mancare il fiato per la sorpresa. I guardiani stavano inseguendo un micio e il suo cucciolo che si erano intrufolati nella galleria. Avevano seguito Francesca fin lì. Il cucciolo si avvicinò a Francesca
e le leccò una caviglia con la sua linguetta ruvida. Ma il gatto grosso si precipitò in braccio alla signora. Era lei la sua padrona. Fu un momento di grande gioia, tranne che per Francesca, perché sentiva di aver perduto il suo micino. «Ah, mi hai reso molto felice», le disse la signora appena ebbe ripreso fiato. «Ora mi aiuti a riportare i gatti a casa?» Francesca la seguì in un grande albergo. Una volta in camera, la signora andò subito al suo cavalletto a dipingere qualcosa e le disse: «Un micio così piccolo è giusto che sia di una bambina, Francesca. E nel caso tu lo perdessi, eccoti un ritrattino da appendergli al collo». E fu così che i due più grandi desideri di Francesca si avverarono. Tenendo ben stretti a sé il suo gatto e il suo quadro, Francesca se ne tornò saltellando alla sua casina stretta, nella viuzza stretta, in quella splendida città che è Firenze. Non dire 4. Rashid, il mendicante, e sua moglie Fatima vivevano in un carretto rivoltato ai margini della città. Possedevano solo quel carretto poiché erano molto, molto poveri. Perciò ogni giorno Rashid, lasciando Fatima a guardia della loro casa, andava in giro a mendicare. In una calda giornata estiva, mentre Rashid si trascinava penosamente lungo la strada, scorse mezzo nascosto nell'erba un grosso uovo di gallina. Rashid corse a casa tutto eccitato per mostrare l'uovo a Fatima. «Guarda, donna, guarda, la nostra fortuna è cambiata. Se riusciremo a far schiudere quest'uovo, avremo una gallina tutta nostra». La moglie era tanto estasiata che gli buttò le braccia al collo. «Pensa, avere le uova tutti i giorni». «A dozzine», rincarò Rashid, «e dalle uova nasceranno altre galline, mangeremo pollo arrosto ogni settimana e avremo tante uova ancora da vendere al mercato. E un giorno avremo abbastanza soldi per comprare una mucca che farà litri e litri di latte, poi compreremo un toro e avremo tante altre mucche». Fatima si mise a ballare intorno al carretto. «Saremo ricchi, ricchi, ricchi!» Rashid si raddrizzò con fierezza. «Prima della fine dell'anno sarò il più ricco allevatore a nord del Sahara. Sceicchi e mercanti faranno centinaia di miglia per venire a comprare il mio bestiame e le uova e i polli». Fatima si portò le mani alla bocca colpita da un improvviso pensiero. «Pensi che saremo mai abbastanza ricchi da comprarmi un vestito nuovo?» «Un vestito? Migliaia! E con babbucce ricamate e dei servitori che ti trasporteranno dove vorrai, e io avrò 50 cammelli da corsa e mi farò costruire un palazzo di 1000 stanze». «Perché 1000 stanze? Sarà una gran fatica tenerle pulite». «Per i servitori, naturalmente». «Ah, già, i servitori e le danzatrici. Avrò un esercito di danzatrici che balleranno per me ogni sera e almeno 12 giovani mogli che si prenderanno cura di me quando sarò vecchio. Ah sì, le vedo già bagnarmi la fronte con l'acqua di rose, imboccarmi con acidi d'uva, carezzarmi. Ouch!» Fatima aveva afferrato quel bell'uovo di gallina e l'aveva spiaccicato sulla testa di Rashid. L'uovo gli colava sul viso. Il guscio gli si era appiccicato ai capelli. «Ballerine, eh?» strepitò la moglie. «Giovani mogli, eh?» E girando sui tacchi, Fatima si rifugiò imbronciata sotto al carretto. La storiella è finita. E la morale è: non dire 4 se non l'hai nel sacco. Un porcospino impara a volare.
Che peccato! sospirò Spinosone sprofondando nella sua poltrona. Ma perché i porcospini non possono prendere il brevetto di piloti? Perché io non posso imparare a volare? La candela gettava una luce calda su Spinosone, intento a leggere, e il silenzio era rotto solo dal fruscio delle pagine voltate. Spinosone era letteralmente affascinato dagli aeroplani ed era sempre immerso nel suo mondo di carling, di propulsori e di aerei a reazione. Infatti, la cosa che desiderava di più era poter volare. Dal suo buio angolino una forbicetta arricciò il naso. Un porcospino che vola? Ma dove andremo a finire? Totalmente assorto nella lettura, Spinosone si riscosse solo quando all'alba cantò il primo merlo. Allora posò il libro con rammarico, si stropicciò gli occhi e uscì a respirare l'aria fresca del mattino. Perso com'era nei suoi sogni, non si accorse neppure delle siepi che profumavano di caprifoglio e brillavano per la rugiada. Se fossi un uccello, si disse mentre osservava i passeri saltellare tra i cespugli. Almeno farei qualche voletto. Sarebbe meglio di niente. Cosa dici, Spinosone? Chiese una voce gentile. Era la signora Tasso che faceva il suo giretto mattutino. Che cosa stai rimuginando, amico mio? Ti ho salutato anche poco fa, ma non ti sei nemmeno voltato. Oh, signora Tasso! Spinosone era quasi in lacrime. Se solo potessi costruirmi un aeroplano, imparerei a volare. La signora Tasso prese subito sul serio Spinosone. Costruire un aeroplano è troppo complicato, disse con buon senso. Ma potresti farti un pallone. Non ti serve che un cestino, una cupola e tanta aria calda. Dovrebbe essere semplice. Ti darò una mano anch'io. Spinosone era tutto eccitato. Io ho un vecchio cestino da bucato, ma cosa usiamo per fare la cupola? Lascia fare a me, gli rispose la signora Tasso con aria misteriosa. Mezz'ora dopo Spinosone sentì bussare frettolosamente alla porta. Era la signora Tasso con un cestino stracolmo di sottovesti di tutti i colori. «Ecco la tua cupola!» esclamò. «Lo sapevo che le sottovesti della nonna sarebbero servite prima o poi, però non immaginavo che sarebbero diventate la cupola di un pallone». La signora Tasso posò le sottovesti, corse a prendere la macchina da cucire e si mise subito al lavoro. Le ci vollero 3 giorni, ma alla fine dovette riconoscere di aver fatto un gran bel collage. Nel frattempo Spinosone si dette da fare per i preparativi tecnici. Parlò al fabbro, che gli fece un piccolo bruciatore di latta per scaldare l'aria del pallone, poi si fece prestare delle mappe e ritrovò nello studio un vecchio cannocchiale. Non sapeva dove il suo viaggio l'avrebbe portato, perciò preparò il bagaglio con molta attenzione. Prese tante coperte, della corda, fiammiferi, della zavorra e perfino un gomitolo di filo. Poi, quando ebbe stivato il cesto, si concesse di portare qualche piccolo lusso. Frugò nella dispensa e prese del tè di soffione, una dozzina di uova di quaglia e qualche verme in gelatina. Alla fine fu tutto pronto e arrivò il grande giorno della partenza. Spinosone portò tutto sul terreno di lancio e la signora Tasso venne ad assistere al grande avvenimento. Arrivò il fabbro col bruciatore e Spinosone, tutto emozionato, si dette un gran da fare per fissarlo sotto al pallone. Poi accese con molta attenzione lo stoppino. «Togli il picchetto dopo che sei salito!» gli gridò la signora Tasso. «O il pallone decollerà senza di te!» Ed ecco che si sollevò, frusciante e maestoso, e Spinosone dovette arrampicarsi nel cesto in tutta fretta. Evviva!
esclamò la signora Tasso. Buona fortuna! Gridò il fabbro sventolando il grembiule. Poi le loro voci, man mano che il pallone si sollevava, divennero sempre più flebili. Che meraviglia! Sospirò Spinosone, rilassandosi nel cesto. Il pallone continuava a salire e presto superò gli alberi, le colline e le montagne. Infine sorvolò l'oceano e salì tanto in alto che la terra gli apparve come una grossa palla sotto di sé. Spinosone era così preso da quella vista che non si aspettava certo un incidente. Ma all'improvviso ci fu uno strappo e un tremendo sbuffo d'aria. Il pallone ondeggiò, poi cominciò a precipitare verso l'oceano, acquistando man mano velocità. Terrorizzato, Spinosone vide che i suoi aculei si erano impigliati nella seta del pallone e l'avevano strappato. Oh, che cosa farò? Piagnucolò Spinosone, preso dal panico. Non so nuotare! Ma mentre precipitava ebbe un'idea. Prese del filo, si staccò un aculeo da usare come ago e si mise a cucire furiosamente. In men che non si dica, il pallone era riparato e cominciò a salire. Spinosone sospirò di sollievo. Il pallone saliva e saliva e presto Spinosone si trovò a veleggiare beatamente fra le stelle. Studiò la luna quando vi passò davanti e trascorse qualche piacevole ora a osservare la Via Lattea. Ma dopo un po' cominciò a sentire la stanchezza e si guardò in giro in cerca di un posto dove atterrare. Consultò le mappe e decise che Marte andava benone. Dopo non molto raggiunse il pianeta, ma scoprì che atterrarvi non era poi così facile. Come fare per scendere? Se faceva uscire troppa aria, sarebbe rimasto inchiodato su Marte per sempre. Vediamo, Ragionò Spinosone. se l'aria calda va su, quella fredda dovrebbe andare in giù. Perciò, se raffreddò l'aria, il pallone scenderà. Sperando nel meglio, trattenne il fiato e spense il bruciatore. E funzionò. Prima di quanto pensasse, Spinosone si trovò a precipitare a una velocità impressionante. L'atterraggio fu molto brusco. Prima ci fu un tonfo, poi una capriola, dopodiché il cesto venne trascinato per terra a gran velocità. Spinosone si aggrappava disperatamente alle corde, pensando: Ma chi me l'ha fatto fare? alla fine il cesto si fermò. Spinosone si tirò su e sbirciò fuori, ma quel che vide lo deluse immensamente. Intorno a lui non c'erano che polvere e pietre e crateri. Che desolazione! Mormorò, pensando con nostalgia alla sua bella tana erbosa. Poi d'un tratto sentì qualcosa grattare. Il rumore proveniva da un cratere. Spinosone vide spuntare un lungo muso, poi un paio di occhietti vispi. Poco dopo si trovò a fissare l'animale più strano che avesse mai visto. Santo cielo! Esclamò Spinosone. Non sarai mica un porcospino, tu! Potrei chiederti la stessa cosa. Ribatté l'altro con animosità. Ma poi la sua espressione cambiò e fece un gran sorriso. Mi chiamo Sam, Disse: e la tua è una magnifica sorpresa. Non abbiamo mai avuto un ospite. Vieni a conoscere la famiglia. Aspetta, lo fermò Spinosone frugando nel cesto. ho qui qualche leccornia che penso vi piacerà. E tirò fuori le sue uova di quaglia, i vermi in gelatina e l'ultimo panino ai sottaceti. Naturalmente la famiglia di Sam volle sentire tutto del suo viaggio e così Spinosone trascorse una magnifica serata a raccontare le sue straordinarie avventure. Quando ebbe terminato, ci fu un momento di silenzio e poi Sam commentò gravemente: Io comunque non ti salirò mai su uno di quei cosi. il che fece ridere tutti. Ma venne anche il momento per Spinosone
di separarsi dai suoi nuovi amici, che si radunarono tutti per vederlo partire. Gli dettero tantissimi regali, avvolti in bei sacchetti di stoffa colorata. Sam gli regalò una bellissima statuetta di un porcospino marziano, la moglie di Sam gli fece una delle sue torte speciali e i bambini gli regalarono i pezzi migliori della loro collezione di fossili. Spinosone si asciugò una lacrima mentre li salutava. Tuttavia non era poi così triste, perché sapeva che li avrebbe rivisti molto presto. Come mai lo sapeva? Perché quel che gli piaceva di più al mondo era volare. Il soldatino di stagno. Per il suo compleanno, a un bambino avevano regalato una scatola con 25 soldatini di stagno. I soldatini erano tutti fratelli, poiché erano stati ricavati da uno stesso vecchio vassoio di stagno e dipinti con gli stessi barattoli di vernice. Stavano sull'attenti, col fucile sulla spalla e lo sguardo fisso davanti a loro, e indossavano delle bellissime uniformi rosse e nere. I soldatini erano identici fra di loro, tranne uno, l'ultimo fatto. Questo perché a quel punto il giocattolaio restò senza stagno, e così l'ultimo soldatino non aveva che una gamba. Ma anche così si teneva ritto su quell'unica gamba, come gli altri facevano su due. Quando il bambino aprì il pacchetto, batté le mani dalla gioia ed esclamò: «Un esercito!» Tolse i soldatini dalla scatola e li allineò su un tavolo dove c'erano tanti altri giocattoli. I soldati se ne stettero lì, fieri e impalati, davanti a un magnifico castello di cartone, rimirando la loro immagine nel fossato fatto di specchio, sul quale scivolavano dei cigni bianchi. Sul ponte levatoio stava la signora del castello, una ballerina di carta. Il soldatino dalla gamba sola, vedendo la ballerina, pensò che fosse la più bella bambola che avesse mai visto. Indossava un vestito leggerissimo e sulle spalle portava uno scialle, anch'esso leggerissimo, fissato con una spilla lucente a forma di stella. Tendeva le braccia in avanti come se tentasse di raggiungerlo e si teneva in equilibrio sulla punta di una scarpetta da ballo. L'altra gamba era portata all'indietro, seminascosta dal lungo vestito. Al soldatino sembrava che avesse una gamba sola, proprio come lui. Sarebbe una moglie perfetta, pensava lui. Ma io non sono niente. Lei ha un castello e io solo una scatola. È troppo poco per lei. Ma è così bella. Non mi stancherei mai di guardarla. Il soldatino rimase in silenzio a guardare la ballerina e quando lui e i suoi compagni furono messi via, lui scivolò al riparo di una scatola colorata per poter guardare la ballerina tutta la notte. Il bambino se ne andò a dormire e la casa divenne silenziosa. A notte inoltrata, gli altri giocattoli si riscossero. Un pagliaccio fece i salti mortali, i gessetti cominciarono a scrivere sulla lavagna, gli animalini giocarono a nascondino e ballarono la musica del carillon. Anche i soldatini nella scatola volevano giocare, ma non riuscivano a togliere il coperchio. I soli che non si mossero furono la ballerina e il soldatino con una gamba sola. Lei restava immobile sulla punta della sua scarpetta e anche lui sulla sua unica gamba. Gli occhi di lui non la lasciavano mai. La pendola suonò le 2 e il coperchio della scatola colorata si spalancò. Ne balzò fuori un pagliaccio con il corpo a fisarmonica e la testa pelata. Era una scatola sorpresa, con dentro un fantoccio a molla. «Ehi tu, soldato!» strillò il fantoccio ballonzolando su e giù. «Guarda da un'altra parte!»
Il soldatino di stagno fece finta di non sentire, ma diventò rosso come la sua uniforme. Fissare così la nostra principessa! Chi ti crede di essere? Un principe? Un eroe? Tu aspetta domani e vedrai! E sghignazzando, il fantoccio risprofondò nella scatola. L'indomani mattina, il bambino tornò a giocare con i suoi soldatini e mise sul davanzale quello con una gamba sola come sentinella. Fu il vento o la maledizione del fantoccio? Fatto sta che la finestra si spalancò e fece cadere di sotto il soldatino a testa in giù sul marciapiede. Il bambino si precipitò per strada per cercarlo, ma sebbene quasi lo pestasse non riuscì a trovarlo. Uno sproscio d'acqua improvviso fece rientrare precipitosamente il bimbo in casa. Il soldatino di stagno restò lì, da solo, sotto la pioggia. Quando smise di piovere, il soldatino fu trovato da due bambini. «Guarda!» esclamò il primo. «Il rigagnolo scorre come un fiume!» Fecero una barchetta di carta pesante e la fecero navigare dopo averci messo sopra il soldatino. Il rigagnolo era pieno d'acqua e dopo poco la barchetta filava via veloce. Il soldatino di stagno era molto spaventato, ma rimaneva immobile, guardando fisso davanti a sé. Poi l'acqua del rigagnolo fluì in una grondaia e da lì nella fogna, portando la barchetta con sé. La fogna era buia e maleodorante. «Come finirà questa avventura?» si chiedeva il povero soldatino. «È tutta colpa di quel fantoccio, sono sicuro». A un tratto un grosso topaccio marrone gli gridò: «Passaporto! Faccia vedere il passaporto!» Il soldatino di stagno non disse nulla, ma si limitò a stringere più forte il suo fucile. Il topo lo rincorse a nuoto, mostrandogli i denti. «Fermatelo!» gridò a due pagliuzze e a un ramoscello. «Fermatelo! Non è della fogna e non ha il passaporto!» Il rametto strappò un poco la barchetta e l'acqua cominciò a lambire l'unica scarpa del soldato. L'acqua ora fluiva più rapidamente, ma già si intravedeva la fine del tunnel. Il soldatino sentì un gran scrosciare d'acqua quando la fogna sprofondò in un canale militare. La barchetta ora non poteva più fermarsi e quando arrivò sull'orlo della cascata girò vorticosamente su se stessa e si riempì d'acqua fino all'orlo. Il soldatino di stagno chiuse gli occhi e pensò alla ballerina. «Non la rivedrò più, ma se almeno mi vedesse lei ora, vedesse che non ho paura, forse le piacerei un po' di più per questo». Alla fine la barchetta e il soldatino affondarono, ma proprio mentre lui stava per affogare, un pesce spalancò la bocca e lo ingoiò. Fu così che il soldatino si ritrovò nello stomaco del pesce, dove era ancora più buio che nella fogna. «Che modo di morire per un soldato», pensò il nostro eroe, «ingoiato da un pesce». Il pesce nuotava nel canale fangoso e il soldatino di stagno nel suo stomaco fu raggiunto da un pugno di erbacce, 2 lumache e un verme. Poi il pesce ingoiò un uncino di ferro e prese a divincolarsi mentre veniva trascinato fuori dall'acqua. Il soldatino e le lumache furono sballottati da tutte le parti. Poi finalmente il pesce si fermò. Più tardi un raggio di luce apparve nello stomaco del pesce e una lama di coltello quasi tagliò in 2 il soldatino di stagno. Una voce di donna esclamò: «Ma guarda, è il soldatino del piccolo!» Vi chiederete che cos'era successo. Ebbene, il pesce era stato preso da un pescatore e venduto al mercato. E indovinate chi lo comperò? Ma sì, proprio la mamma di quel bambino, lo stesso che lo aveva perso. La donna gli portò il giocattolo. «Guarda cosa ho trovato dentro al pesce. Che viaggio straordinario deve aver fatto!» E rimise il soldatino sul tavolo insieme agli altri giocattoli. E il soldatino, sporco e scrostato, finalmente la rivide. La piccola ballerina era ancora ritta su una punta e stendeva le sue braccia verso di lui. Era più bella che mai e nel rivederla al soldatino vennero le lacrime agli occhi. Lui la guardava, lei guardava lui
ma nessuno dei due disse una parola. All'improvviso il bimbo afferrò il soldatino e lo buttò nel fuoco. Uah, guarda com'è sporco, chissà dove è stato. Ma non sapeva nemmeno lui perché l'avesse fatto. Forse era ancora per via della maledizione del fantoccio. Il soldatino di stagno giaceva inerme sulle braci infuocate, col fucile che gli si deformava in mano, e cominciò a sudare gocce di stagno. Tra le fiamme e il fumo vedeva il fantoccio ballonzolare maligno sulla sua molla, e poi vide anche la ballerina sul ponte levatoio, con le braccia protese verso di lui. Lui la guardava, e non era il fuoco del camineto ad infiammargli il suo piccolo cuore di stagno, ma l'amore. Poi qualcuno aprì la porta del soggiorno e un'improvvisa corrente d'aria fece volare la ballerina dritta nel camino. Il suo vestito leggerissimo prese subito fuoco e in un attimo lei non ci fu più. Il mattino dopo, con le braci ormai fredde, la mamma del bambino pulì il caminetto e lì, tra le ceneri, trovò il piccolo cuore di stagno del soldatino saldamente unito alla spilla a forma di stella della ballerina. Nella notte si erano sciolti l'uno nell'altro per il gran calore. Il regno delle foche. Ben Beckett era un pescatore e ogni giorno usciva con la sua barchetta per ritirare le reti. Intorno a lui piccole foche argentate spuntavano un po' dovunque nell'acqua. «Via di qua!» urlava loro Ben. «Non ho del pesce per voi!» A volte capitava anche che qualche foca rimanesse impigliata nelle sue reti. Allora la uccideva e portava la pelle a casa per venderla. Un bel mattino Ben ritirò le reti e le trovò insolitamente pesanti. Poi all'improvviso vide un'enorme foca spuntare dall'acqua vicino alla barca. Si era impigliata nella sua rete. Subito Ben prese un grosso bastone e le dette un gran colpo. E mentre la colpiva non poteva fare a meno di pensare: che animale enorme! La foca si divincolò tanto che quasi fece cadere Ben in acqua. 2 volte ancora Ben la colpì, ma poi l'animale riuscì a strappare la rete e si tuffò scomparendo alla vista. Quella sera, accanto al camino, Ben rimuginava furibondo l'accaduto. Pensare che pelliccia veniva fuori da quell'animale. Ma mentre così pensava, si addormentò sulla sedia. Lo svegliarono di soprassalto 3 violenti colpi bussati alla porta. «Chi è?» chiese Ben, ma non ci fu risposta. Guardò fuori dalla finestra e vide un cavaliere sopra un cavallo grigio. «Che cosa volete a quest'ora di notte?» «Avete delle pelli di foca da vendere?» chiese il cavaliere. Il suo viso era nascosto da un cappello a larghe tese e indossava un mantello che arrivava quasi fino a terra. «Pago qualunque prezzo». «Ne ho un paio», rispose avidamente Ben, «ma sono nella mia baracca vicino al molo». «Allora montate sul mio cavallo e andiamo a prenderle», disse il cavaliere misterioso. Ben chiuse in fretta la porta e saltò sul cavallo dietro il cavaliere. L'animale partì a una tale velocità che Ben dovette aggrapparsi al mantello dello sconosciuto. E non si fermò al molo, ma continuò a galoppare sulla riva e poi sugli scogli, finché il pescatore si accorse che gli zoccoli del cavallo non toccavano più la terra. Stavano volando. «Aiuto! Aiutatemi!» gridava Ben, ma nessuno lo sentiva. Il cavallo spiccò un gran balzo e poi si tuffò giù verso il mare. Ben chiuse gli occhi, sentiva il fragore delle onde avvicinarsi sempre più. Poi ci fu l'impatto con l'acqua e infine eccoli sprofondare nell'oceano.
Quando riaprì gli occhi, Ben si trovò in una foresta di alghe in fondo al mare, che era ricoperto da migliaia di conchiglie. Aragoste, gamberi, anguille e pesci d'ogni genere fissavano con stupore il cavallo e i due strani cavalieri. Poi successe una cosa terribile. Ben vide con orrore le proprie mani, che ancora stringevano il mantello del cavaliere, mutarsi in pinne. La sua pelle divenne dura e scivolosa come il cuoio, e al posto della barba gli crebbero dei lunghi baffi setosi. Ben si era trasformato in una foca. Quando il cavaliere si voltò, Ben vide che anche lui era una foca e il loro stallone un gigantesco cavalluccio marino. «No! No!» strillò Ben, ma invece di parole gli uscirono di bocca una fila di bollicine. Centinaia e centinaia di foche gli nuotavano attorno, col mantello lucido e lunghi baffi. Poi tutte insieme intonarono un canto, il più triste che Ben avesse mai udito. Tu, Ben Beckett, hai pescato il nostro re e l'hai picchiato, e solo tu che l'hai ferito puoi ridarcelo guarito. Il cavalluccio marino e le due foche nuotarono fino a un grande muro di roccia che improvvisamente si aprì, rivelando un'enorme grotta. Era il palazzo del re delle foche. Migliaia di perle scintillanti ricoprivano il soffitto della grotta, illuminandola a giorno. Il fondo era pavimentato di sabbie multicolori che finivano davanti a un enorme trono fatto di madreperla, e lì, circondato da grosse foche dai baffi vibranti, sedeva il re. Aveva la testa fasciata e le pinne ferite gli pendevano inerti ai fianchi. Il re vide Ben ed esclamò: «È lui! È lui che ha tentato di uccidermi quando mi sono impigliato nella sua rete». Ben si sentì molto umiliato al pensiero di quel che aveva fatto, ma aveva anche una paura tremenda. Che cosa gli avrebbero fatto per la sua crudeltà? Ma le foche ripresero a cantare tristemente: «Uomo, foca, foca, uomo, con il nostro re sii buono, solo tu che l'hai ferito puoi ridarcelo guarito». Grossi lacrimoni caddero dagli occhi del re, scesero lungo i suoi baffi e formarono una pozza ai suoi piedi. «Guariscimi, Ben», lo implorò il re delle foche. «Mi fa così male la testa che non riesco nemmeno a reggere la corona». Ben si precipitò dal re, gli toccò ogni ferita 3 volte con le pinne e in un attimo il re guarì. Si strappò la benda dal capo e gridò: «Sono guarito! Guarito!» Le foche fecero una danza di gioia intorno al trono e, prendendo Ben per le pinne, fecero ballare anche lui. Poi il re ordinò di fare silenzio. «Ben», gli disse, «ti invito a vivere con noi nel regno delle foche. Saremmo felici se tu accettassi». «Grazie», rispose Ben, «apprezzo molto quello che mi offri, ma preferisco tornare ad essere un uomo». «E sia», sentenziò il re, «ma non tornerai a casa finché non avrai promesso di non uccidere mai più una foca». «Certo che lo prometto», rispose Ben con sincerità, «non lo farò mai più». Mentre pronunciava questa solenne promessa, la grotta svanì e Ben si ritrovò davanti alla porta di casa. Il re aveva mantenuto la sua promessa. Ben era ritornato uomo e un uomo molto felice. Infatti da quel giorno egli passò le domeniche pomeriggio a buttar pesci alle foche che, snelle e guizzanti, facevano fuori e dentro dall'acqua nella baia. E quando per caso una di loro si impigliava nelle reti di Ben, lui la liberava e con una carezza la ributtava in acqua con tanti saluti per il re delle foche.
Aldo in Arcadia. Un giorno Aldo captò sulla sua radio un SOS. Aiuto! Salvatemi dall'alluvione! Zio Emo, vieni presto! Un uomo ha bisogno di aiuto! Andiamo in volo! Arrivati sul posto, zio Emo esclamò: Guarda, l'acqua sta salendo, siamo arrivati proprio in tempo. Meno male che avete sentito il mio SOS. Non potevo trasmettere ancora per molto. Ho le gambe stanche. Non so cosa sia successo. disse l'uomo. Ieri questo era solo un fiumiciattolo. Faccio un voletto. Disse Aldo. Forse da lassù capirò quel che sta capitando. Aspirapolvere! Guarda laggiù! Esclamò Aldo vedendo un gigante sdraiato nel fiume. Ecco cos'è successo. Ehi, signor gigante, svegliati! Bloccando il fiume hai provocato un'inondazione. Oh, mi dispiace, devo essermi mosso nel sonno. Sognavo di essere nella vasca da bagno. Sai, è difficile per uno grande e grosso come me trovare un posto dove dormire. Non preoccuparti, vedrai che lo zio Emo ti aiuterà in un batter d'occhio. Bacchetta magica, palla di vetro, Recitò lo zio Emo. fai che l'acqua ritorni indietro. Oh, perché non rimpicciolisci anche me? Chiese il gigante. Così potrò finalmente riposarmi un po'. Farò di meglio, signor gigante. Eccovi 2 cappelli magici in regalo. Quello grande vi farà crescere e quello piccolo vi farà rimpicciolire, come meglio vi piacerà. Oh, grazie, zio Emo. Esclamò il gigante. A volte è proprio comodo essere piccoli. Ma adesso preferisco essere grande, così rimetto tutto a posto in un attimo. Beh, noi ce ne andiamo. È stata una giornata dura. Ciao ciao, signor gigante!